Ben ritrovati cari amici nell'appuntamento dedicato agli itinerari del Friuli Venezia Giulia qui su Radio.0 e naturalmente in collaborazione con Proprio Turismo FVG siamo pronti a portarvi allora a scoprire i luoghi e i sapori della nostra regione, anche i sapori in particolare, perché questa regione è tutta da visitare, da vedere ma anche appunto da gustare. Gustare si dice taste in inglese ed è per questo che ci sono un sacco di itinerari di appuntamenti che si chiamano proprio Taste FVG per assaggiare quello che le aziende del nostro territorio ci propongono, in particolare quello che riguarda la terra, i profumi, ma anche le viti, il vino. A raccontarci tutto questo abbiamo oggi con noi l'ambassador di questa settimana, Ariella Colavizza. Ariella, buongiorno, benvenuta con noi. Buongiorno, grazie. Buongiorno a te. Allora, abbiamo parlato di degustare proprio il Friuli Venezia Giulia e da questo punto di vista tu questa esperienza l'hai fatta. Raccontaci innanzitutto com'è stata, di cosa si tratta e perché insomma è un'esperienza che consigli di fare a tutti i turisti che vogliono visitare il Friuli Venezia Giulia, non solo. Guarda, per me è stata veramente una bellissima occasione, ma anche un'opportunità di scoprire in maniera diversa la mia regione. Anzi, se devo essere proprio onesta e sincera, la mia scoperta dei vini del Friuli Venezia Giulia e questo modo di degustare lento, elegante, più a contatto col terreno è proprio iniziato dall'esperienza di Pick and Taste che io ho fatto nella cantina Modeano. È stato per me veramente una scoperta diversa perché quando si parla di degustare il vino, specie chi come me non è così esperto di vini, hai un po' questa sensazione di quasi non essere capace, no? Di degustare se non hai delle basi o delle conoscenze, non sei un grande appassionato. Invece questo tipo di esperienze, come hai sottolineato tu nell'introduzione, si parla proprio di gustare. Il gustare è, secondo me, una parola molto più ampia perché coinvolge veramente tutta la sensorialità che riguarda non solo proprio il bere il calice di vino, ma anche quelli che sono gli altri prodotti dell'azienda agricola dove si fa questa esperienza e coccolarsi anche un po' nella storia di questa azienda, perché quando ti metti lì con la tua copertina a fare questo picnic nel prato c'è un momento molto rilassante come dire, di assaporare proprio anche la terra, no? Che ha dato poi, come dire, nutrimento a questo vino, perché ti siedi lì, ti senti quasi coccolato da questo viaggio che inizia veramente dallo stare sulla terra fino poi insomma a degustare sia la parte cibo che la parte vino e per fortuna noi in regione veramente abbiamo delle grandi eccellenze, quindi insomma non si casca mai male né col vino né col mangiare. È vero, la strada del vino e dei sapori, insomma, è veramente un percorso che va provato. E tra l'altro, insomma, anche se andate a dare un'occhiata proprio al sito tastefvg.it, potete proprio scoprire tutti gli itinerari, le cantine, insomma, che aderiscono e davvero potreste provare ogni volta una sensazione diversa. E ricordiamo poi, Ariella, che l'autunno è forse uno dei momenti più belli anche dell'anno per queste esperienze. Poi anche il periodo che segue la vendemmia, i colori sono straordinari. Sì, esatto, esatto, è proprio veramente queste sfumature di colori che ti rendono l'esperienza ancora secondo me un po' magica, no? Perché sei in questa stagione che è l'autunno, che inizia proprio oggi, che invita un po' a rallentare. Quindi fare queste esperienze di taste in maniera veramente così più lenta, più armoniosa, in questi posti dove tra l'altro si possono fare anche delle bellissime passeggiate, quindi non è solo il gustare a livello proprio di palato, ma è proprio anche un gustare a livello di occhi, di camminare, di odori, perché poi alla fin fine quando si è all'aperto si sentono questi profumi e si vedono ancora veramente dei paesaggi molto molto affascinanti, no? Con i colori dell'autunno. Quindi è veramente un gustare a 360 gradi, secondo me è proprio un'esperienza da fare, anche perché appunto le aziende sono tante, ce ne sono tantissime che offrono questa opportunità anche ad ottobre e quindi con i colori dell'autunno, beh, insomma, si può veramente concedersi un momento sia che sia romantico, quindi col proprio compagno, la propria compagna, ma anche tra amici, quindi è veramente, come dire, un'opportunità da viversi in diversi modi.
È vero. Tra l'altro, Riela, vuoi anche darci qualche indicazione? Io, insomma, ho ricordato che sul sito tastefvg.it, cercando Strada del Vino e dei Sapori Friuli Venezia Giulia, si trovano tanti itinerari, tante zone, tanti eventi, anche quelli che le cantine propongono. Ma, insomma, in tanta offerta, quale consigli possa essere un metodo per scegliere un itinerario? Magari cominciare da dove per proseguire verso quali luoghi? Quale consiglio ci senti di dare tu? Che hai provato insomma questa esperienza. Allora, io secondo me, insomma, la cosa migliore magari per chi specialmente viene da fuori, di abbinarlo magari a un terreno che non si conosce, dove si può anche fare magari una camminata facile, perché ci sono ad esempio delle cantine nella zona di Aquileia e di Terza d'Aquileia, quindi si può abbinare anche la cultura, anche la scoperta proprio del territorio del Friuli Venezia Giulia. O ci sono cantine che sono più verso la zona di Nimis e Faedis, e quindi si può entrare in una conoscenza più della natura. Quindi secondo me il consiglio è di andare sul sito che hai giustamente segnalato tu, www.tastefvg.it, e trovare magari proprio la cantina che più si adatta anche poi alla scoperta che uno vuol fare, se più cultura o più natura, e come dire, costruirsi questo itinerario con tutte le possibilità che ci sono, perché alla fin fine ogni cantina è sempre vicino ad un punto che permette appunto la scoperta o del territorio, della cultura, della storia, quindi insomma è bello secondo me mettere anche insieme le due cose. Poi io ho avuto veramente riscontro che i titolari delle varie aziende sono anche molto disponibili a raccontare cosa c'è dietro la loro azienda e a quel territorio, quindi è veramente molto 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 bello. Verissimo, hai parlato insomma di cultura oppure di ambiente, però io direi che ormai è anche ben consolidato anche il turismo che vuole andare a scoprire proprio i tipi di vino, quindi potreste anche scegliere la cantina perché magari produce o ha una storia particolare di un vino, perché anche l'assaggio, insomma, sappiamo che chi ama il vino ama scoprire sempre qualcosa di nuovo, ma anche tuffarsi nella storia di quel vino oppure nella storia di quella famiglia che ha appunto vissuto, come sappiamo, così a contatto con la natura, perché andando nelle cantine si scoprono davvero storie straordinarie. Aneddoti, sì, e anche proprio la relazione dell'uomo col territorio che poi fa il vino veramente ancora più particolare, no? Perché alla fin fine il vino è, come dire, l'ultimo passo di una storia tra l'uomo e l'ambiente, e quando c'è tanta cura di chi veramente li produce, lo senti anche quando sei lì col tuo calice in mano e senti i profumi e capisci che c'è veramente tanta arte, tanta passione e tanta dedizione anche a quello che viene fatto. È verissimo, queste sono storie meravigliose e preziose, oserei dire, Ariella, e anche a volte scoprire le caratteristiche diverse che può avere una stessa tipologia di vino da cantina in cantina. Anche questo è un aspetto veramente affascinante, senza poi dimenticare che possiamo poi costruirci anche la nostra cantina FVG, tutta personale, che nasce proprio ognuna da un'esperienza. Sì, assolutissimamente. Io, guarda, ripeto, io da proprio l'esperienza di Pick and Taste ho iniziato il mio viaggio nella comprensione del vino e dei nostri produttori locali. È stato proprio partito da lì perché si inizia conoscendo e scoprendo e gustando, ti incuriosisci e quindi la volta dopo ti viene voglia di assaggiare magari più un bianco che un nero perché hai sentito un aroma o un profumo che ti piace e ti lascia anche consigliare, no? Perché poi il bello di avere così tante cantine è anche di potersi veramente, come dire, lasciarsi catturare, come dicevi tu prima, non solo dalla preferenza tra il bianco e un nero, ma anche da accenti o da toni che riguardano tantissimo il territorio, perché poi insomma mi hanno insegnato che il vino dipende tantissimo dal terreno in cui nasce, quindi insomma ce n'è veramente di tutti i gusti, di tutte le curiosità da poter gustare.
Verissimo, Ariella. E poi, insomma, è il periodo giusto per godersi un momento di relax in Friuli Venezia Giulia, che davvero, insomma, ha tanto da poter offrire. E ricordiamoci che poi settembre-ottobre sono mesi veramente ambiti proprio per potersi godere una vacanza di quelle rigeneranti. Ariella, io tra l'altro ti ringrazio per questo viaggio che ci hai fatto fare, la scoperta dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Andate a dare un'occhiata anche alla strada di vino dei sapori, visitate il sito tastefvg.it, oltre che appunto il sito Turismo FVG, dove trovate davvero tutto e anche gli itinerari dedicati alla nostra regione. Noi torniamo la prossima settimana, sempre a quest'ora, per scoprire un altro aspetto di questa meravigliosa regione, trasporto, turismo, enogastronomia e molto molto altro. Grazie ad Ariella Curavizza per essere stata con noi. Sì, grazie Alla a voi. prossima avventura. Avete ascoltato gli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Per le tue esperienze in regione, visita il sito turismofvg.it.